il premio a Elisa Lizzi per Verso la poesia, la svolta di Giovanni Giudici. Elisa Lizzi. Abbiamo la signora. Prego, si accomodi. Marito. Purtroppo non posso dire nulla perché il pubblico ormai è stanco di sentir parlare di romanzi e di poesie, anche perché il poeta Giovanni Giudici meriterebbe molto, è un poeta significativo per Portovenere e per tutti gli italiani. Quindi insomma occorrerebbe una lezione. Se il pubblico avrà bisogno di interpretare questo poeta, che forse neppure conosce, questa mattina incontrando una persona con cui mi sono intrattenuta, che ha a casa qua, e ho chiesto se per caso conoscesse il poeta Giovanni Giudici. Mi ha detto che non ha sentito mai parlare. Certo, capisco, perché il poeta Giovanni Giudici usa un linguaggio, un plurilinguismo, pluritematico, quindi sperimentale, e proprio quel linguaggio di cui ha parlato prima il collega premiato, il linguaggio poetico per eccellenza, che è una lingua altra, diceva Giudici, una lingua di Dante o come una lingua straniera, e quindi ha bisogno di essere interpretato. E quindi io pensavo, anzi speravo, che la mia premiazione precedesse in modo da poter dire anche qualcosa di più, non per me, ma per il poeta Giovanni Giudici, che merita di trovarsi in una biblioteca di Portovenere e di essere letto dai suoi abitanti in primo luogo e poi anche da tutti gli italiani. Grazie mille. Quindi il titolo Verso la poesia, la svolta di Giovanni Giudici. Grazie particolare a Corrado e Gino Alberto Giudici, i figli del grande poeta. Un particolare ringraziamento a Corrado e Alberto Giudici. Grazie molto. Grazie davvero per essere stati con noi.